21 luglio, anche oggi, come l'altro giorno, ha fatto una pioggia e poi adesso guardate il cielo come si sta trasformando. Qua c'è un bue ciccione qua, un bue grasso anche lui, che si lava tutto il pelo, si è appena lavato. Si è appena lavato, adesso si è arrabbiato. Mimi, scusa, adesso devi rilavarti tutta la ciccia. E tu? Cosa fai lì, Mommy? Da solo? Sapete qual è la novità di oggi in casa? Lì c'è una perdita d'acqua. Deve essere il frigo. L'arcobaleno della sera. A 2, doppio. 1 e 1, 2. Potevamo fare anche 3 allora, no? Ciao. Ho messo sulle finestre, sui davanzali, questi nuovi fiorellini presi da Shein. Dopo magari ve li faccio vedere più da vicino. Oggi è domenica e ho su questo vestitino di nuovo. E cosa volevo dirvi? Che inaspettatamente c'è il sole. Non pensavo rimanesse così stabile il tempo. Ci sono stati dei nuvoloni da pioggia, ma non ha fatto niente. Meglio così. Meglio così. Io mi sono dedicata un po' a sistemare casa. Ho messo le decorazioni nuove che ho preso da Shein, quindi anche quei fiorellini lì. E vi devo far vedere anche il, come si chiama? La ghirlanda per il portone. Estiva, però potrebbe quasi andare bene anche per l'autunno. Comunque verso Cortina è tutto nuvoloso, Silvano! E là sotto. Alfa? Andiamo al fietto. Li pilli polli? Alfa? Vuoi entrare in casa? Sei bello. Qui sul portone ho messo questa ghirlanda che però secondo me sarebbe stata meglio un po' più in alto, appesa più in alto, perché qui è un po' a metà, non è il massimo. Devo cambiare posizione. C'è anche Boe. Eccolo lì, il mio principesso. Ho fatto un altro ordine da Shein. In un mese il quarto ordine e da tanti soldi. Ho preso una giacca anche per l'autunno. Ma come sono belli i pomodorini dell'orto. Sì, sono stata in orto, un po' alla veloce, ho preso un po' di roba che c'era e l'ho data a Franz che è già andato via, l'ha portata ai suoi, zucchine e cetrioli. Qui c'è una new entry, una piantina finta, e qua di fuori, adesso vi faccio vedere come ho organizzato la situazione. Ho fatto questo cambiamento, sotto ho lasciato la tovaglia vecchia che protegge molto bene. Questa è per l'esterno, però ho voluto lasciare lo stesso quella vecchia sotto, infatti lì si intravede, non è il massimo. E queste fodere per cuscino che sono impermeabili, e ho scelto il verde, ci sta bene il verde, no? Un verde spento e verde più acceso. Altro cambiamento, vi ricordate che qui c'era il contenitore della pappa dei gatti di Pepe quando era piccolo, quello in latta, ecco, non stava bene per niente, quindi ho dato una bella pulita e ho utilizzato questo per le mollette. Le mollette le ho lavate tutte, acqua lurida, e ho fatto questa cosa qua. Questa è mezza malata, questo è bello, questa è bella, questa qui invece è mezza malata, però insomma forse dovrei cambiare anche il vaso. Comunque la situazione è questa, ho dato un po' una svolta all'esterno. Qui anche ci sono dei cambiamenti, tovaglia di Shein che è già sbiadita con un lavaggio, è già sbiadita. Cuscini, cioè le fodere diciamo di Shein, che queste sono sbiadite ancora peggio della tovaglia, cioè non sono più gialle gialle, però ci stanno bene con quelli più o meno perché c'è del giallo in mezzo, secondo me sta bene, dai. Poi altro cambiamento, quello sempre tutto preso da Shein, sia il vaso da appendere che le piante verdi finte. Gnometto e gnometto, sopra panna ho messo questo e basta, qui è tutto normale, ho aggiunto solo quelle piantine. Quelli sono di Shein, sempre coordinati con tavola e cuscini,
e anche quello è di sci. Quella sarebbe una tovaglietta. Allora, una, ne ho prese due. Una ho deciso di tenerla qua per asciugare le mani. Non asciuga niente, cioè il piano qui non lo asciuga, ma le mani si asciugano. E una ce l'ho qua perché l'ho usata questa mattina come tovaglietta per la colazione. Ho preso questo. Cioè non è per fare pubblicità alla Sensodyne, ma è questo porta spazzolini e dentifricio. L'unica cosa, non è per tutti i tubetti di dentifricio. L'Elmex non va lì, non riesce a stare perché l'Elmex non ha l'aggeggio, questo qua, il beccuccio qua, non ce l'ha a lungo come il Sensodyne e quindi non ci sta. L'ho messo qua in alto perché più basso sarebbe stato troppo in mezzo. È un po' scomodo per mettere il dentifricio, ma insomma dai. Anche questa cover è una new entry ed è tutta glitterata. Anche qui ci sono due new entry, quelle due piantine, momentaneamente le ho messe lì e vi faccio vedere i fiorellini da vicino come sono. Vedete, palesemente finti, ma sono carinissimi. Oh, si è acceso il flash e questa è la pila di asciugamani che devo piegare. E per quest'oggi non ho altre novità da farvi vedere. Una bella serata. Non è caldissimo, anzi. Io sono così perché sono stata in movimento fino adesso, ma se no non è così caldo. Ma non è neanche freddo freddo. Niente, vado a finire di condire l'insalata e noi ci aggiorniamo in un'altra clip. Ah, piove! Di corsa! Perché sta arrivando un temporale di quelli super, c'è ben l'allerta. Vado a casa prima del solito, merito del temporale che sta arrivando. Sono qua al lavoro, c'è stato un po' di sole, c'è ancora adesso un po' di sole, ma guardate cosa sta arrivando. Ho visto la grandine che ha fatto durante la serata di ieri, cioè, roba grandi come arance, come pompelmi, cioè è una cosa allucinante, non è normale. E dopo il tempo di questa mattina il cielo non è sereno del tutto, ma dai, ci può stare, no? Un po' misto. Hanno riprevisto. Pepe, sei andato nell'acqua. Sì, vieni qua. Sì, va bene, mettiamo qua. È andato nell'acqua. Qua è tutto bagnato. E vabbè, comunque hanno riprevisto pioggia per tardo pomeriggio, sera, fino a tarda notte. Hanno riprevisto una fase di maltempo con questo spazio di bel tempo. E niente, sono stata in orto. Siamo fortunati perché qui non grandina e se grandina fa roba piccola, classica, quindi siamo molto fortunati in questo senso. Ed ecco il raccolto di oggi. Ho preso un'altra testa di insalata perché secondo me è bella fiacca, secondo me sta morendo la pianta, quindi l'ho raccolta. Poi zucchina, questa qui era lì da un po' di giorni. Vabbè, cetriolo, sotto c'è un'altra zucchina sempre chiara e due di queste qua tonde. Queste sono grandi come la grandine che cade ultimamente. Poi c'è un pomodorino e basta. Questo è il raccolto di oggi. Va bene, io non so questo vlog quanto sia lungo, ma credo di chiuderlo. Adesso devo provare a editarlo e vedere a quanto sono arrivata e poi in caso vi saluto. Ieri ho rifatto anche le unghie e le ho rifatte squadrate. Sembrano più tozze le dita così, non lo so. Adesso non sono più convinta neanche di quelle squadrate. Comunque le ho rifatte perché era ora. Avevo tipo un mese e mezzo di ricrescita, se non di più, quindi era decisamente ora. Basta, adesso devo lavare l'insalatina, prepararmi il pranzo. Franz invece ce l'ha già pronto. Godiamoci questo sole finché c'è. Allora, ho editato il video fino ad adesso, quindi
con questa clip ufficialmente io vi saluto e chiudo il vlog. Capita raramente, ma lo faccio questa volta. Oggi il tempo è stato alquanto strano. Cioè, sembra autunno, c'è freddo. Adesso avete visto, sono 16 gradi. Stamattina ce n'erano 9. Cioè, 9 gradi a fine luglio è davvero poco la mattina, Cioè, devono essercene almeno 15. 9 gradi. Caldissimo. Infatti, per andare a lavorare mi ero messa addirittura la giacchina perché avevo freddo. Comunque, niente, io vi saluto e vi annuncio che mi prendo la mia solita pausa che faccio ogni anno, da qualche anno a questa parte, insomma, faccio questa pausa in agosto, quindi in agosto non pubblicherò nessun video, quindi vi auguro un buon agosto, un buon Ferragosto, buone ferie, buon riposo per chi farà ferie e riposo, un buon lavoro per chi lavorerà, come me. Ci rivedremo a settembre, ma non so quando. Tornerò sicuramente, ma non so dirvi il giorno preciso. Quindi magari vi avviserò su Instagram e se non mi seguite lì andate a seguirmi. Spero che il meteo si sistemi durante questo mese, ma la vedo difficile. Al sud il problema incendi, qua il problema troppa acqua e danni. Beh, qua da me no, però insomma Veneto, Friuli, eccetera, Emilia Romagna, eccetera. C'è stato un bel casino, quindi... Ciao Bue, arrivo. No, non vado in orto. Vieni qua. È stato tutto un bel casino in questo luglio. Andiamo a casa, sì. E quindi spero che si sistemi un po' l'andazzo di questa Italia, di questo mondo, di questo tutto. C'è profumo di deodorante di Franz. Si è fatto la doccia. Sì. C'è un profumo di deodorante di fuori. È aperto la porta del bagno, è uscito il profumo. Comunque dai, niente. Detto ciò, vi saluto. E cosa c'è? Ha fatto miau, l'avete sentito? Ha fatto miau di nuovo. Amore mio. E 3? C'è amore. Mao. Mao? Ne hai fatti 4-5 già, Mao. Bue. Mao. Hai fame? Mao. Vedete, adesso non fa più Mao. Perché lo sto filmando. Mao. No, me ne ha fatti anche troppi, ma senza essere ripreso. Bello. C'è un'app che fa casino. C'è un bel tramonto però stasera, Bue, cosa dici? Salutiamo tutti, ci rivediamo a settembre? Sì, ci rivediamo a settembre. E con questo tramonto io vi saluto. E statemi bene, mi raccomando, e continuate a seguirmi su Instagram. Ciao!